Grazie Presidente. C'è da dire che a distanza di 5 anni, e cioè per tutta la legislatura, l'ossessione del cemento è stata la priorità per questo centrodestra. E mentre la Sardegna è dilaniata dalla crisi, qui si continua a parlare di cemento. I 3 pseudo piani casa, e parlo di pseudo piani casa perché di piano casa vero questi vostri progetti non hanno assolutamente nulla, nel senso che non sono mai stati ideati per dare la casa a chi la casa non ce l'ha. I 3 pseudo piano casa, a cui aggiungerei anche la legge sul golf, per non parlare poi della recentissima legge sulla gestione delle terre gravate da usi civici, che io assolutamente non ho condiviso, sono i segni chiari di un ennesimo progetto di aggressione al territorio sardo senza regole. La proposta di legge all'ordine del giorno è parte integrante del progetto di aggressione di questa maggioranza che per 5 anni, quindi mi riferisco a un'aggressione territoriale, che per 5 anni ha portato avanti scegliendo proprio di dormire su quelle che sono le emergenze e i bisogni reali dei sardi, nonché sulla necessità di affrontare in termini seri la legge urbanistica e la necessità assolutamente di regole. Oggi parliamo di proroga per la presentazione della domanda finalizzata all'ottenimento del bonus volumetrico, come se l'aumento della volumetria fosse davvero un contributo reale per il superamento della crisi economica in corso. Infatti si continua a insistere sul demagogico rilancio del settore edilizio a sostegno dell'economia sarda. Sicuramente le politiche di riqualificazione e di qualità del costruire darebbero respiro al settore edile, quindi nel rispetto dell'ambiente e dell'ecosostenibilità. Per la riqualificazione dei manufatti edili è indispensabile oggi, ad esempio, per dirvelo in termini molto pragmatici, un aiuto finanziario e che la Regione si prodighi per un sostegno al credito per le imprese del settore, un sostegno al credito che una Regione virtuosa dovrebbe chiedere e attuare anche per questo settore economico profondamente in crisi. Per gli enti pubblici si pone urgentemente la necessità di una riqualificazione degli edifici di proprietà in uso, quindi con la riqualificazione energetica ed ecosostenibile si creerebbe immediatamente lavoro per le imprese edili e per tutto l'indotto. La stessa politica di riqualificazione edilizia, energetica ed ecosostenibile può essere attuata immediatamente anche per il privato, sostenendo il bonus di riqualificazione energetica e creando anche con esso lavoro subito per l'edilizia e per l'indotto. Oggi questo è l'unico modo per creare occupazione continua in edilizia e salvare le imprese dai vampiri delle banche, per non parlare ancora una volta di Equitalia, e quindi bloccare principalmente la disoccupazione. Già nei luoghi e insistenti dibattiti che hanno accompagnato questa legislatura, quindi dai vari piano casa alla legge sul golf, questi sì sono tutti tentativi tesi a distruggere il PPR per la cementificazione scriteriata e direi anche cafona dell'isola. Questa maggioranza per troppo tempo ha dirottato volutamente l'attenzione dell'Aula dai problemi prioritari della Sardegna e anche dal settore edile alle esigenze della mera speculazione mattonara. Non abbiamo mai creduto noi che questa fosse la strada che la politica deve seguire per far uscire la Sardegna dalla crisi. Lo scontro politico che oggi si ripropone in quest'Aula nasce dalla diversa concezione che le forze politiche rappresentate hanno del territorio e dell'ambiente. Beni irriproducibili da salvaguardare per certi e beni da consumare per altri. Abbiamo già detto che in Sardegna l'abnorme sviluppo edilizio già esistente non solo non ha creato ricchezza per i sardi, ma ha impoverito il territorio e il nostro ambiente. Ora, nell'ipotesi così virtuale di un'equa spartizione delle case esistenti nella nostra terra, ne spetterebbero ben 4 a cittadino sardo. Per cui la domanda che ci si pone è
Per chi costruire ancora nella nostra terra? E perché nel solito modo lesivo per l'ambiente? Allora, il rilancio dell'edilizia in Sardegna come volano di sviluppo sostenuto dalla maggioranza di centrodestra in questi anni, nonché dal presidente Cappellacci sin dalle sue dichiarazioni programmatiche di inizio legislatura. No, questo è un concetto distorto di sviluppo dell'economia sarda, un concetto che si scontra con la crisi italiana ed europea e come tale non può essere realizzato. Questa è una semplice chimera. Se di edilizia dobbiamo parlare, partendo dai bisogni concreti dei sardi, vorrei ricordare lo stato di abbandono di tutti i centri storici dell'isola, a partire, senza andare molto lontano, dalla città di Cagliari. E paradossalmente la periferia nella nostra città parte esattamente dal cuore, quindi parte dai centri storici. Per non parlare dell'edilizia scolastica fatiscente, ai casolari legati alle nostre attività tradizionali, che meriterebbero di essere ristrutturati e riconvertiti, per non parlare ancora del patrimonio di architettura di pregio, mi riferisco all'architettura mineraria, eccetera, eccetera, su cui un'idea così intelligente di edilizia potrebbe, con la loro ristrutturazione e riqualificazione, creare occupazione certa per le nostre imprese, restituendo nello stesso tempo decoro e funzionalità all'edilizia esistente senza incidere ulteriormente sull'ambiente. Quindi la proposta di legge al centro del dibattito oggi, centrata sull'aumento delle volumetrie, non solo è fuorviante e falsa per un reale sviluppo economico, ma è palesemente espressione di interessi che ai sardi più che dare continua, cioè che ancora per l'ennesima volta continua a sottrarre. Quindi questo dibattito, che io considero strumentale e palesemente fuorviante su quelle che sono le reali cause della crisi del settore edilizio, e continua a dirottare l'attenzione di quest'Aula su quali siano i temi, i modelli economici da costruire che permettano ai sardi di uscire dalla crisi. Specifichiamo, una crisi non voluta da noi. Quindi quello che la classe politica oggi dovrebbe assolutamente affrontare è la legge urbanistica, salvaguardando e perfezionando il piano paesaggistico regionale, perché è un buon strumento di cui la Sardegna è stata dotata. Quindi abbiamo necessità di regole certe su questo tema, anche se purtroppo ho la preoccupazione che si continui a fare grandi campagne elettorali senza affrontare i problemi concreti. Ho paura davvero che sia tardi. Grazie.